E buonasera a tutti, siete voi, Tenovasa, le oie di Echimbe, mese di gennaio 2026. Bene, abbiamo tornato in onda, oggi pure, più o meno rispettando il nostro orario, magari scritto, il orario non è una cosa vista che dipende da tanti fattori, adesso il giornale, insomma, canto metto la testa, poi viene il caffè e così via, insomma, questa è una cosa di volontariato che matessi la vita replicare. Bene, cominciamo dando una carta da Saida. Saida si presenta da metà computata essa nulla, anzi in questo momento il vino va un pacco in neoleda puro, basta che stia prendendo Saida. Dico su Saravallo non era tabelle che tutti lo dico popolati, insomma, e poi verso la una comincia pure a provare e verso la strese accelera pure, e un che ti rischieda, non metta pesante, ma comunque è stata a presentare questo è una modinetta spartinata, 2 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima. E diamo casa il dire martis. Il dire martis casa, lo matessi calcolato tutte le die, modinanne belle che tutte le die pezzi che a San 9 che a fa che non vedono perché dopo straposa ma fa che roba insomma poi selata a sa stresa da sa stresa in poi non mi trova in te bene diamo solo l'evento no? E le scritte in una nieve no prima andiamo verso l'evento che riguarda una saida importante l'evento della Vitesse chi ha vinto Kimbe a 0 che sono schirese una squadra vinta in alta classifica insomma uh, e quindi una bella vittoria, complimenti a San Vitese, Forza Vitese, a Io Vitese, andiamo dai Nantes, insomma, il sport è una bella cosa, preno di valore positivo, no? Invece devo dare il complimento al Metaman, la società la Vitesse, chi, Polisportiva Vitesse, chi non solo gioca della prima squadra, ma educa a spizzino da settate minori, primi calci, poi pulcini, eccetera, eccetera, insomma, un, una presenza sul settore giovanile meta importante. Poi viene un complimento alla Salviti Volle che invece si occupa della femminile, si occupa e in quel puro l'asa companza a sa prima squadra che noi quando è scatta a tornare a giocare la Murasichile la squadra del Sabiti Volley per come invece sospendiamo la squadra del calcio che va motivo bene andiamo da innanzi ah no vediamo la classifica no non questi no è possibile la può caricata ah, porca miseria, non me la sto spaventando. E come non c'è mai? Eccola qua. Vitesse, Oschirese, il gol è stato segnato al decimo, al 29esimo, al 32esimo dai Meloni, che è stato un giocatore che abbiamo visto in fotografia, e al 25esimo dai Manca, 66, no, al 25esimo dai Manca e poi, no scusate, 25esimo Mameli, 66esimo Manca, cinquina della Vittese. La classifica come si presenta, vediamo un po' così non la, eccola qua, ecco la classifica, Vittese sta a 7 punti, ha un punto di distanza dal Salulese, il Salulese ha pareggiato, complimenti pure a Salulese, un bel campionato, meta motivato, meta bravo, so, e poi pure dobbiamo dare complimento, siamo andati a Sabite, lo diamo scorso all'Uvulese, dopo si squadra all'Uvulese in un bel quel puro. Si occupa di gestire, insomma, di trattare un settore che sono insomma, che meta una meta importante. Poi arriviamo su Castello, ma arriviamo dopo, poi come torniamo perché l'orta, però
portare a los eventos, ebbene questi statu e gli scrittes in, in Onanie, movi con up gospel Schwar in concerto, cioè il gruppo del gospel di Olbia ha fatto un bellissimo concerto, ma veramente partecipato, impegnativo, che la piscina sarà impegnata, veramente, ma maschero, guarda, no, non è da metta chi, cioè, me, da metta chi mi capita appunto di leader veramente impegnata a su massimo interpretare sa parte solo, no? Che spacca la fotografia, già. Ecco, che questa chiesa si vede ne manca, ma non manca che lo mostrando che sa vedere il Vizichesa, Antonella Castelli, chi è presente in questo gruppo già da meta, ma con l'ambientato in questo gruppo ha cantato pure in Creia, come lo sanno non mi lamento esattamente, ma è stato uno 3 anni fa che insomma una cosa ho fatto forse nel tempo scorata meta all'estero, no, che poi amo, ecco, questa piscina, questa cantante solista, pare che la minutetta di voi che è questa, insomma, ma vi assicuro una opera importante, veramente importante, la potete comunque ascoltare in VCTV o in Facebook da Inoca Pacula, potete ascoltare pure in YouTube, ne ha la pena poi dell'impegno che vi ha posto della bravura di questa specifica e che non che per questa che sa mastra del tutto, poi bravo svolto da compensatore musicale, insomma è stata una bellissima serata, complimenti a Oranie che ha separato il gruppo del gospel sardo, quindi valorizzando questo settore e dandogli importanza. Andiamo poi all'appuntamento, ecco, dato che siamo in Oranie vi restiamo, che l'appuntamento oggi è lunedì 15 di gennaio, auditorium che è palestra comunale scuole, ore 16 cinema per bambini, ore 20:30 cinema per tutti. E torniamo in questa bizzina, un appuntamento importante di Achimolo, questo zero, eccola qua, lunedì 5 gennaio alle ore 19:30, salone parrocchiale, tombola della Befana, l'associazione Achimus, vita grandi e piccini alla tombola della Befana, ricchi premi e cotillon. Poi dalla Sesintella Giancarlo Noesi intervista che ha fatto presentando questa iniziativa, insomma, andato qui. Prodotto bilettare qualche cosa. Bene, entriamo come questa questione del suo comitato Sant'Antonio che è vestito a pettire e comunque insomma, stanno in questa massina e popolo rammentare chi non che pure batte un'attività adesso è nato sul salone però sa questione del suo piano di sicurezza eccetera eccetera Bonaro che ha passato in un clima veramente entusiastico delle persone che quieren fare e quieren fare in Posaida come in Posaida quieren fare sono del suo comitato di Sant'Antonio di Oreai che dà un toccamento che questo bello coccone a essere pronto dai luni e due che da essa stessa e da volta di in poi insomma cioè quindi chi deve tornare a si ritirare da parte o sa messo parte deve tornare a sul saloncino in Oreai si usa dei gai poi a Morabile scale sono io non so metà dentro dopo noi, normalmente manco calessa dia di Sant'Antonio ma come mi danno a comunicare in modo tale da preparare tutto il piano di sicurezza bene con la mossa giornale andiamo su Unione Sarda prima pagina trasporti la stangata delle merci ecco una soglia che non va tutto problema che non si crea impedimento a questa produzione sarda dal 1 gennaio fino a 9,5 euro in più per metro lineare per semi-rimorchi quindi questa è una tassa in plus importante insomma chi influisce poi dopo adesso al merce 2026 la sanità va in pensione è il titolo legato a Suvato che tanto il dottore sarà in pensione per servire sui vizi il Trieste è andata in pensione proprio nel 2026 un anno orribile il 2026 per le cure primarie in Sardegna
decine di medici di base stanno andando in pensione, da Cagliari a Sassari, ai territori Gavoi, Bitti, Lula, Onanì e tanti altri. Si cerca di tamponare con gli ASCOT, gli ambulatori di continuità, ma il sindacato, scusate, FIMG avverte, vanno modificati e la regione deve convocare subito il tavolo per gli incentivi nelle zone disagiate. Intanto si insediano i nuovi DG delle ASL. In Ogliastra c'è il geriatra campano Andrea Fabo, e poi la vediamo in pagina 5. Trump, Venezuela, Trump scarica la vice, Maduro in carcere a New York, scarica la vice, in quale senso non si comprende, ma comunque a capire poi adesso l'articolo, no? Ecco qua, piove, in Sardegna è già emergenza, prima pagina del Nuova Sardegna. eh, Poi Trump dopo, dopo Maduro vuole la Groenlandia, pensato un pacco, in altro tempo, voi è stata pronta che la lei a compensare a Rizzeggio a comprare tanca. Dinamo Super ha battuto la capolista a Brescia, complimenti a Sardina. E che non che questo siamo già l'abbiamo già vista questa cosa, andiamo da innanzi, le attero, gli strali del prete degli ultimi, no, che siamo le dane di Don Pietro Brosso, che si interviene dopo la questione del 41 bis. Chi ha deciso di mandare qui i detenuti del 41 bis? La scelta per i 50 anni di sacerdozio diventa occasione di riflessione sul lavoro in società. Questa ricorrenza non può essere solo un fatto personale, ma è una festa dell'intera comunità. Il canto, eseguito dal coro parrocchiale San Nicola, Aprite le porte a Cristo, ha dato il via ieri pomeriggio alla celebrazione per i 50 anni di sacerdozio di Don Pietro Borrosso, parroco del paese, un sacerdote che in tanti chiamano il prete degli ultimi, il prete operaio, da sempre vicino alle tutte blu per lo sviluppo e per tenere in piedi la grande industria di fronte alla minaccia dello smantellamento puntualmente poi avvenuto. Quindi complimenti. Un marchio per tutelare Sapompia, no? Che si scola, vabbè, che in questa storia Sapompia, vabbè, insomma, poi magari veste Rosei che derivate su lista assai spiace. A Siniscola si rafforza il percorso verso la tutela della Pompia, l'agrume identitario dell'Alta Baronia. L'amministrazione comunale ha avviato un dialogo strutturato con l'AORE per ottenere un marchio di riconoscimento capace di valorizzare e proteggere una produzione sempre più centrale per il territorio. A parlarne è stata l'assessore ai servizi sociali Angela Bulla, accogliendo l'idea lanciata dalla ORE attraverso Simona Tidu. Durante il convegno organizzato nell'ambito delle 2 giorni dedicati alla Pompia dall'associazione Lui Giorgiano è emersa la volontà di intensificare il confronto con l'agenzia regionale per avviare un processo condiviso. Vabbè. Allora, in che andiamo a Falò di Sant'Antonio Abbatte, in città, Marianne de Nugolo, il conto alla rovescia è partito. Il comune organizza la 12ª edizione del concorso su Fuku di Sant'Antonio, cioè in Nugolo va pure un concorso. Il capoluogo Barbaricino inizia a proiettarsi all'accensione del falò in onore di Sant'Antonio Abate. Quasi archiviati i festeggiamenti di fine ed inizio anno, l'amministrazione comunale scalda i motori per uno degli appuntamenti della tradizione più attesi, una magia che si ripete con il sacro e il profano, che tornano a mescolarsi in un rito collettivo che rinsalda i legami con l'auspicio
l'auspicio di un anno ricco di prosperità e serenità. Così il 16 e il 17 gennaio si rinnova la tradizione secolare che segna anche l'inizio del carnevale. 16 e 17 gennaio. Orgogliosa della mia SL in occasione degli anni Gesuina Kirchi, che è stata in pensione dopo 43 anni del travaglio ai vertici dell'SL, naturalmente, anche se alla fine ho dovuto subire un trattamento mortificante, e questo guaieste che poi sono un trattamento escusto della politica. Sanità pure lontane per troppi sardi. Mezz'ora per un pronto soccorso. Criticità nei tempi di percorrenza anche nelle zone turistiche. Mezz'ora per arrivare, insomma, vabbè, mezz'ora non è tanto, però insomma, dei 38 ospedali presenti in Sardegna, solo 21 sono dotati di un reparto di medicina d'urgenza. Di conseguenza, solo il 57% dei sardi riesce ad arrivare ad un pronto soccorso entro 15 minuti, mentre il 14,5%, 14% oltre, oltre 200.000 persone impiegano più di 30 minuti, con oltre il 33.000 sardi che necessitano di più di 45 minuti. È certo che tocca diriduire questo tempo. Longevità sarda, altro che DNA, zero stress, camminare e pisolini. Che quindi vamo in studio in merito a questa questione sulla longevità. Primi dati di uno studio condotto dalle università di Sassari e Pisa su 1500 persone. Il segreto dei centenari è lo stile di vita, e se vivono in compagnia il cuore va meglio, quindi se vivono in compagnia hanno sotto mezzo, altro che fattori ereditari. Una delle possibili origini del record di longevità della Sardegna, che condivide con il Giappone, Costa Rica, California e Grecia, il titolo di Blue Zone, aree dove si vive più a lungo e in salute, e lo stile di vita. Sinora questo elemento veniva definito in senso generico, senza studi empirici che individuassero cosa fosse questo stile di vita che fa vivere i sardi a lungo. Ora arrivano i primi studi empirici che forniscono qualche dettaglio in più. I sardi camminano di più rispetto alla media mondiale, sono meno stressati, dormono di più e il loro cuore funziona meglio se non stanno soli. Sono alcuni dei risultati di uno studio condotto dalla startup Nurage insieme all'Università di Sassari, che ha coinvolto 1500 persone nell'isola. Cremona, in occasione del calcio, come del pallone, su Castello, che deve tornare a Cremona per cercare il colpo. La squadra di Nicola, sconfitta ieri dalla Fiorentina nel recupero. Prossima sfida, possibile la conferma di Rodriguez per Mina, il Rissi dal primo minuto. Intanto con la Guaglia riesce a vecchiotto punti, insomma. Serie A, 18esima giornata. Allora il Cagliari ha giocato qui su Milan a 0-1. Nomine nelle ASL, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari, cioè sicuramente le razze 5 Stelle, al PD le due aziende più importanti, scontenti M5 Stelle e uniti con Tode e Rai, che ancora tutti. Deadline è la decisione del TAR sul caso di Flavio Sensi, l'ex manager della ASL di Sassari, che aveva fatto ricorso contro il licenziamento arrivato ben prima della scadenza del contratto.
I giudici amministrativi si pronunceranno il 14. A quel punto la giunta dovrebbe riunirsi per nominare gli ultimi 3 direttori generali, alla SL di Sassari, appunto, alla SL di Cagliari e di Gallura. Gli altri 9 per le restanti 5 aziende sanitarie, le 2 AU, Bruzzo e Areus, erano stati indicati il 31 dicembre, a una settimana esatta dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge sui commissari. E va bene, mi dicono, it capita. L'insularità è ancora un principio astratto, ma penso anche l'idea sui narais. Cassa, Cosa, scusate, riformatori, narrata, norma costituzionale non rispettata, mancano le compensazioni. Come, così come era, come pare chiaro, il sistema del trasporto merci non è sostenibile. Vivere in Sardegna sta diventando una colpa più che una condizione. Per questi riformatori, padri della battaglia che partono sull'insularità, con il principio introdotto in Costituzione nel 2022, sulle tariffe marittime hanno deciso di arrivare in fondo. A decidere il convegno a Cagliari, una fotografia sulla crisi coordinata dall'ex parlamentare Michele Cossa. Adesso l'operatività, si passerà all'operatività, Michele Cossa, il comparto sistematicamente ignorato, coinvolge centinaia di imprese e migliaia di lavoratori. E quindi sono pettine compensazione. Ondata di scioperi, in Sardegna bus fermi venerdì 9. Medici di base, inizio d'anno terribile, decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti, e l'hanno già visto più o meno questa cosa, non sto toccata in primo piano, visto che la dottoressa nostra è stata in pensione. I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia, tragedia evitabile. Il rimpatrio su un volo di Stato, hanno un nome tutte le 40 vittime, ormai lo sono identificate, perché troppo ve lo spizzino, sono andati da lì a si divertire, e invece metà di si sono virati, ristropiato, o addirittura meschino, perdenne la vita, insomma. Oh, yeah, yeah. Andiamo da innanzi, le torniamo di nuovo a pazzia della politica internazionale. Maduro in cella, gli Stati Uniti scaricano la vice Rodriguez, noi mai colonia USA. Rubio, presidente non legittima. Cioè, chiaro il discorso dell'America, siamo stessa cosa, non legittimo, sono sarà col meo, lo sono tutti illegittimi. What's next for Venezuela? Cosa succederà ora in Venezuela? È la domanda che rimbalza in tutti i network USA e nelle cancellerie di mezzo mondo, mentre Nicolás Maduro è finito con la moglie in una famigerata prigione newyorkese dopo aver rifiutato a dicembre una proposta di esilio in Turchia. E la sua vice del C. Rodriguez è stata investita dalla Corte Suprema venezuelana come presidente ad interim, ma è già stata minacciata da Donald Trump. Se non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro. L'ha avvisata il Tikkun in un'intervista a The Atlantic, dopo aver ribattezzato la dottrina Monroe in dottrina Donroe che Donald Trump, in omaggio al suo nome, un megalomane totale. Senza abitante del Delizeggio, posto da governare ogni stato potente del suo mondo. L'ultima di Trump, Groenlandia, la prossima, rabbia danese, va col freno. Donald Trump ha appena iniziato a demolire il regime che è vista no, scusate, Donald Trump è fatta una cosa che non si lega a metà bene,
è iniziato a demolire il regime chavista perché appunto Maduro è il delfino del Chavez in Venezuela, ma sembra già proiettato sulle sue prossime mire imperialistiche. Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di difesa, sono state le parole del presidente in un'intervista a The Atlantic, dichiarazioni arrivate dopo un post scritto dalla moglie di un consigliere del Tikkun, in cui si vede la mappa dell'isola dell'Artico colorata con la bandiera americana. A correre, a corredo dell'immagine un'unica minacciosa parola, presto, cioè scritto presto è sul senso che è quella del Pacaldiesi, insomma, andare a spiccare la Groenlandia, di sicuro abbastanza da provocare la replica dell'ambasciatore di Copenaghen a Washington, Jesper Moeller Soelsen. Ci aspettiamo il pieno rispetto dell'integrità territoriale del nostro regno. Una banda di macro, poi uno condanna Putin ha condannato l'assalto e il rapimento di Maduro. E dimenticando che chi ha fatto una matessi cosa prima di attaccare l'Ucraina, ha mandato 300 paracadutisti, non scoccando elicottero per catturare a Zelensky. Poi, però ha sbagliato lo scontro per sapere che l'Ucraina ha dato un esercito del batto spedone, invece del corso strecchento il paracadutista non è arrivato a terra uno vivo, lo ha mandato a morire, che ne schira manco prointe. Andiamo a cosa spolleppia, la ma importante, Papa Leone, garantire la sovranità del paese, l'altola del pontefice americano alla Casa Bianca, città del Vaticano, il messaggio del Papa è chiaro, in Venezuela bisogna garantire la sovranità del paese e assicurare lo stato di diritto iscritto nella Costituzione. Intanto in Italia non si placa la polemica fra i due poli, c'è un vassallaggio totale dei Meloni, pagina di speranza, fra Toianni, provo imbarazzo per lei, una nuova pagina di speranza per il popolo venezuelano con l'uscita di scena di Maduro, come Giorgia Meloni ha sottolineato parlando con il capo dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. La telefonata con Machado testimonia la vicinanza dell'Italia al popolo venezuelano e l'attenzione per gli sviluppi del caso. Va bene, però la riscrivono, insomma, non si poteva, se ne passa alla totale, non poteva narrare diversamente. Zelensky, il ritorno alle elezioni solo con truppe francesi e inglesi. Ucraina, il leader replica l'ennesimo attacco proveniente da Cremlino. Gli avvenimenti di queste ore nel lontano Venezuela potrebbero riverberarsi sulla guerra in Ucraina. Dal Cremlino ha preso posizione il Ministero degli Esteri guidato da Sergei Lavrov, secondo il quale si è trattato di un'aggressione armata e suscita profonda preoccupazione e condanna, cioè condanna l'accusa di aggressione armata e non condannano solo, insomma, ecco. Si narra sempre corrutta sai, e poi trascorrosi gli occhi in conca casa un boes. Le conseguenze di quanto successo ieri in Sud America potrebbero essere di vario tipo, ma gli scenari più probabili in ottica ucraina sono sostanzialmente due. Il primo gioca a favore di Kiev. Per Vladimir Putin la caduta di un altro presidente amico rappresenta sullo scacchiere internazionale il terzo colpo subito in poco più di un anno, ad iniziare dalla deposizione con tanto di fuga precipitosa a Mosca di Bashar al-Assad dalla Siria per passare all'Iran
quando Israele e Stati Uniti decidono di attaccare a giugno scorso per distruggere o quantomeno compromettere i siti di produzione dell'uranio. Anche in quel caso Putin condannò l'offensiva, ma si astenne da qualsiasi iniziativa concreta. Oggi è probabile che il Cremlino di nuovo si limiterà ad una protesta e nulla di più, una rottura o comunque un'incrinatura delle relazioni con Washington potrebbe favorire Kiev, che in quel caso potrebbe forse contare su nuovi o più potenti aiuti militari dalla Casa Bianca e quindi già misura della prepotenza l'idea di spostare in altre dimensioni. USA all'attacco, Trump minaccia anche la vice di Maduro, faccia cose giuste o pagherà più di lui. Ma la miturgi, queste sono parole di un capo di Stato, di importanza dell'America. Vabbè, però ormai pare che tutta la certezza schiaiamo adesso guarda adesso la democrazia, adesso l'accordo internazionale, oramai tutto questo non esiste più, non è scambiato da un aumento sacro e a essere difficile a tornare ai secoli. Fino a questa due figura risparmi, Trump e Putin è difficile a tornare ai secoli. Tancamos los novela de hoy, nos damos appuntamento a esa tombolata, questo zero in su salone del Probalia. Ridere e di abbonare tutto.